Guardate bene questa rifurtiva perché tra medagliette e anelli ci potrebbe essere qualcosa che vi è stato sottratto nell'ultimo furto che avete subito. È il bottino che una banda di albanesi teneva nascosta nell'auto fermata la notte scorsa dai carabinieri di Spresiano. Troppo sospetta quella A3 con targa straniera che intorno a Luna si aggirava tra le vie del paese. È bastato un controllo all'interno del veicolo e subito sono spuntate le prove. All'interno della macchina abbiamo trovato anche strumenti da scasso, quindi è verosimile che stessero cercando altri obiettivi. Che non sarebbero stati in passato solo trevigiani, stando a questa medaglietta vicentina. Dei 3 fermati, 2, un 23enne e un 28enne, sono stati denunciati per ricettazioni, mentre per il terzo, di 29 anni, si sono aperte le porte del carcere per accuse ben diverse. Le accuse che noi abbiamo contestato sono quelle di tentato omicidio, di porto abusivo di armi e di ricettazione. Sarebbe stato lui a sparare i colpi di pistola la notte del 25 ottobre lungo la Pontebana all'incrocio per Lovadina. Pallottole che solo per fortuna non hanno raggiunto un 36enne di Susegana, con il quale aveva avuto poco prima uno scontro all'interno di una sala giochi della zona industriale. Una di queste si era conficcata nel cappuccio del giubbotto dell'italiano, che il giorno dopo aveva sporto denuncia dai carabinieri, e le indagini avevano identificato l'autore partendo dal movente. Sparare per una donna? Diciamo che il diverbio che è scaturito all'interno del locale è venuto inizialmente per uno scambio di sguardi un po' troppo intenso.